Buongiorno, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'argomento di questa pillola, di questa condivisione è il guscio energetico. L'essere umano è dotato di una protezione energetica naturale che però è via via sempre più debole anche a causa dei campi energetici che abbiamo creato con le nostre tecnologie. Ad esempio i campi elettrici creati dai fili che veicolano appunto la corrente elettrica, ai quali però comunque ci siamo adeguati, ma nel tempo l'avvento del wifi, il 3G, il 4G ha comunque creato delle forme di squilibrio che non sappiamo se il nostro corpo è in grado, anzi quasi certamente non lo è, di difendersi appunto da queste onde. Di conseguenza non solo il corpo fisico ma anche gli altri corpi, che sono quello mentale e animico, vengono comunque aggrediti da queste onde che possono senza dubbio interferire con il normale svolgimento dei processi chimici, elettrici e psicofisici del nostro complesso, del nostro corpo. Nonostante questo, ad aggiungersi c'è anche un caos interiore crescente, cioè un continuo sottoporsi a situazioni di stress, non solo ambientali ma anche personali, dal momento che spesso e volentieri viviamo sbalzi emotivi anche repentini e siamo esposti a un maggior numero di preoccupazioni e dunque anche questo contribuisce a renderci più vulnerabili da quelli che possono essere vari tipi di attacco. E per attacco non intendo solo quelli di natura occulta, di cui ho comunque già parlato in altri video, ma anche attacchi che ci auto-infliggiamo avendo un atteggiamento negativo, pessimista, oppure arrovellando il nostro cervello sui medesimi pensieri, alimentando così in questo modo, rimuginando continuamente sempre stati mentali di confusione e dunque anche contribuendo a favorire la manifestazione di circostanze negative nella nostra vita. Dunque, in che modo possiamo rafforzare il nostro guscio di protezione personale? Due fondamentalmente sono i modi per riuscirci. Il primo modo è l'amore, proprio l'amore. L'amore non inteso secondo come viene proposto attualmente da alcune correnti New Age o perbeniste, dove ci dobbiamo volere tutti bene, bisogna assolutamente perdonare tutto a tutti. Sì, l'obiettivo finale è quello, ma per arrivare a quella forma di amore occorre aver portato dentro di sé un equilibrio immenso, uno stato di pace che si può trovare solo quando si è corretto tutto quello che sono le strutture egoiche della nostra personalità. E solo allora, quando avremo mondato, no, i nostri errori personali, le nostre piccole manie, il nostro modo di affrontare e vivere le cose che comunque non si è rivelato utile o fruttuoso, allora ecco che è lì che dobbiamo intervenire, riportare l'equilibrio e con un profondo, intenso lavoro che ci aiuta a comprendere come tutti siamo vittime di forze diverse, altre, esterne all'essere umano, che purtroppo ci condizionano e ci inducono in determinati meccanismi e in determinati comportamenti e atteggiamenti, soltanto allora veramente il nostro amore sarà un vero dare amore. Un amore che saprà quanto essere dato, quando essere dato, in che misura e in che modo, insomma. Dunque deve essere un amore in grado, cioè un amore risultante dall'armonizzazione di tutte le Sefirot, cioè tutte le 10 sfere dell'albero cabalistico della vita, che poi sono
dentro di noi come componenti caratteriali, quale più sviluppata, quale meno, comunque nella maggior parte dei casi presenti in tutti, e che chiedono appunto attenzione, equilibrio, armonizzazione e correzione. Quando si è raggiunto quel grado di correzione, allora ecco che veramente il nostro amore fa da guscio di protezione, nel senso che nulla può violare quella forma di amore perfetta e non scalfibile. Nulla può interferire con quel grado di perfezione, ma non si può pensare che andando in giro amando e poi si ottenga dei risultati se dentro abbiamo ancora delle ombre e delle cose da correggere. In quel caso non è un vero amore, ma è qualcosa di ipocrita, una forma di ipocrisia. Il secondo modo, mentre correggiamo e sviluppiamo le vere facoltà, le vere capacità di elevazione dell'essere umano, mentre ancora appunto quel grado di perfezione non è raggiunto, il secondo metodo è quello di crearsi un guscio di protezione. Attenzione, come ho detto, già è presente una forma di protezione intorno all'essere umano, pertanto questo esercizio di cui ora vi parlo non serve a crearlo così dal nulla, ma a rafforzare quello che già è presente intorno a noi, magari anche a riuscire a percepirlo e visualizzandolo costantemente secondo determinati accorgimenti, noi ci assicuriamo appunto una protezione dalle interferenze esterne. Dunque, come mai proprio questo guscio di protezione viene chiamato anche l'uovo di protezione? Il perché venga chiamato uovo non solo dalle tradizioni iniziatiche, ma anche proprio in alcune cosmologie dove si parla appunto della creazione del mondo, noi andiamo appunto a trovare la nostra risposta sul perché l'uovo cosmico è quella figura, quella forma deposto dalla Dea all'interno del quale si è racchiusa e scaturito tutto il seme e il germoglio della creazione. Una volta appunto schiuso l'uovo si è creato questo mondo manifesto. Non è soltanto un elemento, diciamo così, che appartiene a tradizioni anche pagane, è anche un simbolo utilizzato da altri livelli filosofici e di conoscenza occulta. Come abbiamo detto, il mito della Dea, ma ad esempio la figura dell'uovo può essere individuata anche in molte iconografie, anche appartenenti alla religione cattolica, o addirittura nell'arcano 21 dei tarocchi, dove appunto abbiamo una donna nuda, che poi capiremo non essere esattamente una donna, ma un essere androgino, che è circondato da una corona, una corona tutto intorno al corpo che ha una forma di uovo. Generalmente nell'arcano, nella lama, questa corona ha un colore dorato. E non solo, questo arcano, questa lama dei tarocchi, raffigura questa donna, come ho detto, che in realtà è un essere androgino, anche perché i genitali sono stati coperti da un drappeggio. Tiene due bacchette con le braccia poste a triangolo, mentre la gamba è piegata, una delle due gambe è piegata, l'altra dritta, formando una croce. Questa figura è molto nota nell'ambito degli alchimisti perché raffigura lo zolfo, e cioè la materia prima, e cioè quello che insomma è il componente principale per la realizzazione della grande opera, quello che andremo appunto a porre nell'Atanor, nel crogiolo, e che farà di noi appunto
un essere perfetto nel tempo ovviamente con il grande impegno che richiede questo genere di lavoro interiore. Dunque, l'uovo filosofico, insomma, fa le veci simboliche dell'uovo del mondo. Capite che la figura dell'uovo, come già noi sappiamo anche osservando il libro della natura, è il germoglio di una vita, una nuova vita, in questo caso perfezionata. Anche si intende l'interno dell'uovo, cioè il tuorlo di quel colore dorato che rimanda appunto a questo guscio di protezione utilizzato dalle scuole e dalle tradizioni iniziatiche. Racchiudersi all'interno dell'uovo, del guscio dunque, ci permette non solo di ritornare in un certo senso a un punto zero, che significa ad azzerare la distanza che c'è fra il nostro vero sé e la nostra mente, ma ci aiuta anche a schermarci da quelle che sono le interferenze esterne che potrebbero rendere difficile il contatto con noi stessi. In realtà noi suggeriamo di utilizzare non tanto il colore dorato, per quanto sia assolutamente ottimo, rimanda anche agli influssi solari. Suggeriamo invece di utilizzare un colore indaco, poiché l'indaco è il colore associato al terzo occhio e alle sfere spirituali superiori. In questo senso noi lavoriamo appunto per una elevazione, utilizzando appunto anche il contributo dei colori. Dunque sarà molto semplice, procederemo così. Come sempre, quando ci attingiamo a fare un esercizio di natura magica, dobbiamo preventivamente rilassarci. Sceglieremo dunque una posizione comoda, seduta possibilmente, non troppo comoda perché non agevoli alla fine un addormentamento, ma semplicemente un rilassamento fisico che è utile per il lavoro mentale. Dunque faremo un ciclo di 3 respirazioni profonde, a occhi chiusi, a occhi aperti, non importa, possiamo poi chiudere gli occhi successivamente a questo ciclo di respirazioni e concentrarci dunque sul respiro, sul rilassamento del corpo e iniziare a percepire un campo di energia intorno a noi. Questo campo di energia può essere sentito da ciascuno di noi a seconda di quelle che sono le sue capacità di percezione prevalenti. C'è chi riuscirà a percepirlo quasi come energeticamente intorno a sé, come una forma di vibrazione, un suono, oppure con l'ausilio dell'immaginazione vederlo nello schermo mentale. Noi osserveremo che la parte interna del guscio, che è quella che rivolge a noi, è liscia, completamente liscia, estremamente compatta, tutto intorno a noi, non deve esserci appunto alcun buco su questa superficie, deve ricoprire tutto lo spazio intorno a noi ed essere chiusa perfettamente, raccogliere i piedi e anche sopra la testa. Dobbiamo essere molto attenti a fare in modo che non ci siano parti del nostro corpo che involontariamente tramite il mezzo dell'immaginazione possano restare al di fuori del guscio di protezione. Una volta che avremo appunto visualizzato, percepito, sentito la presenza di questo guscio davanti, dietro, intorno a noi, sopra, sotto, tutto intorno a noi, cominceremo anche a guardare come è fatto questo guscio a forma di uovo, perché la parte interna sarà liscia, mentre la parte esterna deve poter respingere gli influssi negativi che possono giungerci dall'esterno. Dunque avrà una superficie sfaccettata con le punte, sarà a voi, alla vostra immaginazione, creare quello che è più adatto per vostro sentire alla vostra difesa.
dovremmo poi ulteriormente dare questo ordine al nostro guscio. Dovremmo dirgli che ok, va bene, ci deve schermare da tutte quelle che sono interferenze e influssi negativi alla nostra persona, ma deve lasciar passare e far giungere a noi tutte quelle che sono le benedizioni che possiamo ricevere dai regni spirituali superiori. Dunque l'amore, il sostegno, la divina provvidenza deve poterci raggiungere. Queste cose assolutamente non devono essere respinte, come pure un pensiero positivo che ci può raggiungere da parte di una persona cara o qualcuno che ci invia la sua stima. Nello stesso tempo dobbiamo comandare al nostro guscio di protezione di lasciare uscire da noi tutto quello che emaniamo, perché si eviti l'effetto pentola a pressione, che sarebbe alla lunga deteriorante. A questo punto, quando abbiamo preso coscienza di tutte queste cose dette, cioè della presenza del guscio di protezione, ne abbiamo visto il colore, abbiamo comandato come si deve comportare, semplicemente torniamo a fare le nostre cose. Se vorremmo restare all'interno del guscio per godere della sensazione benefica di sentirsi isolati per un attimo dal mondo in contatto col proprio sé, non è una cosa sbagliata, anzi ve lo suggerisco, probabilmente è anche buona cosa iniziare questa pratica prima di un qualunque altro esercizio di meditazione. Altrimenti, come ho detto, si può continuare svolgendo le nostre mansioni. È buona norma ripetere questo esercizio almeno una volta al giorno. Questo vi permetterà di isolarvi ottimamente dalle interferenze esterne che possono raggiungerci, disturbarci, portare squilibrio nel nostro campo energetico in situazioni come per esempio la spesa in un grosso supermercato, fiere di paese, feste, luoghi affollati, ospedali, insomma tutto dove la nostra energia, entrando in contatto con quella di altri luoghi o altre persone, può ricevere appunto delle modifiche non sempre positive. Dunque ogni giorno al risveglio è buona norma farlo ed è ottimo anche richiamarlo proprio in prossimità di situazioni di questo tipo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per essere stati con me ancora e vi rimando al prossimo incontro. Spero che vi faccia piacere insomma a ritrovarci. Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime condivisioni e i prossimi video. Grazie di cuore dalla vostra Hildegarda.